Ok, siamo qui con Edoardo e Francesco, un'ottima prestazione ragazzi da parte di entrambi e di tutta la squadra. Un commento, direi un primo tempo e un secondo tempo abbastanza diversi. Sì, intanto buonasera a tutti. Secondo me il primo tempo non abbiamo giocato come voleva il mister e come sappiamo fare di solito. Poi siamo rientrati nello spogliatoio, ci siamo messi d'accordo, ci siamo detti dobbiamo portare a casa la partita e quindi il secondo tempo l'abbiamo sbloccata e l'abbiamo portata a casa. Infatti un secondo tempo sicuramente con un'energia maggiore, tu sei stato l'autore del vantaggio e poi del gol successivo e questo sicuramente ha dato anche una grinta morale alla squadra, no? Buonasera a tutti, sì sicuramente il primo tempo non è andato come volevamo, abbiamo avuto tante occasioni però siamo riusciti a fare solamente 2 gol e in 2 loro ripartenze ci hanno infilato anche loro 2 gol. E invece nel secondo tempo siamo entrati un po' più tranquilli, con le idee più chiare, infatti si è visto che dovevamo portarla noi a casa e il gioco era quello che ci aveva chiesto il mister. Bene, quindi diciamo che lo spogliatoio tra il primo e il secondo tempo ha fatto il vostro coach, il vostro mister ha fatto un ottimo lavoro e voi sicuramente siete stati molto bravi. Una partita infrasettimanale, tutto pronto per la partita di domenica, pronti per recuperare fiato e in pista. Sarà una partita molto difficile domenica, però cercheremo di portare a casa punti per continuare nel nostro cammino. Bene ragazzi, ottimo lavoro, bravi, ciao, alla prossima. Grazie, buonasera. Buona serata. Ciao.